massimo rispetto per i bambini che hanno la leucemia, manufatto, che è già in piedi, è stato inaugurato, è emblematico di come il partito del cemento, o dei calcestruzzi, come volete chiamarli, sia veramente bipartisan, cioè l'unica maggioranza di questo paese che adesso ha è il partito del cemento, perché qui troviamo a lavorare in questo appalto tutte le aziende che di solito si fanno concorrenza, cioè gente che abbassa il 100 euro la propria offerta per vincerla sull'altro. In questo caso, in un'opera di consociativismo degna veramente della Prima Repubblica, si trovano tutti insieme a fare una torre che non si riesce a riempire sostanzialmente. Non so se avete seguito i casi di cronaca, ma il caso di Ilaria Capua, la virologa poi candidata, è proprio lo specchio di questa vicenda, cioè si chiede a una professoressa di andare via da una struttura pubblica, l'istituto zooprofilattico, dove questa persona ha scoperto anche il virus della viaria, perché c'è bisogno di riempire questa torre. Il presidente Zaia, il presidente della regione, prenota un altro piano. Insomma, prima si fa come dire, il bussolotto, poi pensiamo a come riempirlo. Un altro caso, ce l'avete qui vicino, è Venezia, al Lido. Se voi vedete la programmazione urbanistica affidata a Est Capital, una società di gestione di risparmio, c'è un buco grande così davanti al Palazzo del Cinema, ma non solo, e questo la dice lunga sullo sviluppo anche di zone delicatissime, perché voglio dire, il Lido di Venezia, pensare di costruire ancora, senza peraltro recuperare tutto lo spazio dell'ospedale al mare, insomma, buttato lì. Passando dal mare, potete, se avete voglia, farvi un giro in montagna a Rocca Pietre, dove sono riusciti a cementificare l'ultimo ghiacciaio delle Dolomiti, cioè questo patrimonio dell'UNESCO è stato possibile perché una strada di servizio per aggiustare una funivia raggiunge la larghezza di 8-9 metri. Oltretutto nella stessa montagna, qui appunto chi disegna, no? Chi disegna il territorio, nella stessa montagna vengono smussati degli speroni riempiti di polistirolo in modo che gli sciatori, le piste da sci siano più agevoli, insomma. Questo è un altro esempio di come avvenga qui l'urbanistica, diciamo. Poi a livello nazionale gli esempi sono di fronte a tutti. Io credo che con il TAV si può pensare contro o a favore, ma siamo di fronte a una riduzione di merci per i prossimi 20 anni e si studia il raddoppio delle merci. Oppure, se non piace come esempio, possiamo andare a Siena, dove l'intero sviluppo di una città è stata decisa da una banca, Monte dei Paschi, e dalla relativa fondazione. Un'altra parola magica che ho trovato anche nel libro di De Gasperi è project financing. Ecco, questa è veramente una parola che qui in Veneto ha assunto i contorni di una religione. Ora che c'è un grosso caso giudiziario che coinvolge una delle più grandi aziende, la Mantovani, ci si accorge che in fondo è un caso giudiziario, ma non solo, è un caso sintomatico. Bloccati i lavori della Mantovani, dopo l'arresto di Pier Giorgio Baita, il padre del Mose, si bloccano tutte le opere venete. A mio giudizio a metà di queste sono inutili, però Pedemontana, il GRAP, l'ospedale di Padova, il Mose stesso, i cogeneratori vari. Quindi voi vedete anche come a chi viene affidata la costruzione. Io ricordo che il project financing significa che il privato si accolla ai lavori e si tiene in concessione, nella sanità in genere 20-25 annali, si tiene i proventi della costruzione. Nel passante di maestri cosa significa? Significa che essendoci un calo, cioè le esportazioni sono calate, e quindi essendoci meno camion che vanno verso est, la differenza di quel minor transito viene scaricata sui cittadini. Cioè, siccome non corrisponde al piano che la società si era fatta, la differenza è a carico nostro. Quindi è bella anche questa cosa, per cui le perdite sono pubbliche e i guadagni sono sempre privati. Peraltro sono tutte cose fatte in un regime non di libero mercato. Io non sono non sono favorevole al libero mercato come ideologia, non sono a favore della Reaganomics, però è un falso anche questo. Metà di queste opere sono finanziate dai cittadini, cioè è possibile in questo paese non mettere una lira e fare guadagni esorbitanti. Ci sono i finanziamenti dell'Unione Europea che vengono utilizzati come cassa sonante, ma sono anche quelli soldi pubblici, e in base a questi finanziamenti si fanno opere che possono servire o non servire. Poi qui ci sarebbe da aprire un capitolo sulla qualità dei manufatti
vi invito ad andare a vedere l'ospedale dell'Angelo di Mestre, il nuovissimo ospedale, e ad analizzare i problemi che ha avuto, cioè pioveva dentro le sale operatorie, la progettazione di quell'edificio è da folli, c'è una vetrata enorme che oltre a produrre un effetto serra all'interno dell'ospedale che non è bello per i pazienti, solo per la pulizia ha bisogno di circa 30.000 euro all'anno, perché bisogna chiamare degli autentici scalatori, la cortina, perché si arrampichino a pulire queste cose. Quindi ci si chiede sempre qual è, da dove si parte, no? A fare questa, a disegnare l'urbanistica e l'utilità delle città. Un ultimo punto, così poi lasciamo lo spazio agli economisti anche al dibattito vero, e mi ha colpito questa cosa della moneta sonante, no? Il cubo era moneta sonante, e c'è un bellissimo capitolo nel libro di De Gasperi che dice tutti i proprietari di casa. Nonostante i valori siano drogati, perché l'abbiamo visto, case che valgono sulla carta 100.000 euro, in realtà ne valgono 60.000, anche se poi chi ha stipulato il mutuo con la banca continua a pagarle per il valore originale. Ecco, questo sta provocando un cortocircuito perverso. Mi sembra fosse il 13 aprile, il più importante quotidiano economico tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, parla di uno studio della BCE che fatica a uscire, cioè ci sono delle pressioni per stoppare uno studio che riguarda il patrimonio medio pro capite. Da questo studio, grazie ai valori di casa, perché in Italia sono tutti proprietari di casa, risulta che gli italiani sono tra i più ricchi d'Europa, cioè hanno come media 168.000 euro a testa di fronte ai 138 di un tedesco. Ora voi pensate, in virtù appunto di questa bolla, di questa droga, quale può essere l'effetto sul contribuente tedesco che deve, no, tramite la BCE comprare i titoli di Stato italiani, quando sa che lui in fondo è un povero che aiuta un ricco, o comunque uno che crede di essere ricco, appunto perché i valori poi sulla carta sono di un tipo e poi in realtà sono di un altro, e innescano anche meccanismi perversi di questo tipo. Per concludere, con Ernesto Milanesi noi abbiamo tentato anche di approfondire quanto largo fosse questo come dire, consociativismo costruttivo, cioè il partito dei calcestruzzi è veramente trasversale, addirittura poi non ci sono solo le banche, gli immobiliaristi, c'è stato in Italia, secondo noi, cioè i veri attori del compromesso storico, che in Italia è stato fatto seguendo il mattone, diciamo l'ombra del mattone, sono la Lega delle Cooperative, quindi una entità diciamo appartenente alla sinistra, e la Compagnia delle Opere, sostanzialmente il braccio operativo di Comunione e Liberazione, quindi la finanza diciamo bianca di quel tipo. Ecco, queste due realtà nel credo 50% dei lavori pubblici italiani si sono divise esattamente a metà i lavori. L'aeroporto di Fiumicino a Roma è un caso emblematico, il molo C viene fatto dalla Lega delle Cooperative, il molo B viene fatto dalla Compagnia delle Opere. Questo per dirvi quanto poi largo sia questo lobbismo, ecco, insomma io lo chiamerei così. Sì, dunque a completamento di quanto detto dal nostro autore dei Gasperi, il professor Tempesta, che mi trova insomma in perfetta sintonia. Io non è che abbia grandi cose da aggiungere, non sono un'esperta né del mercato immobiliare né della finanza. Io direi, riprendendo anche quello che diceva prima il nostro giornalista, che è vero, in Italia più dell'80% delle persone sono proprietari di casa. E su questo un po', diciamo, se poi pensiamo che il tasso, diciamo, di crescita della popolazione italiana negli ultimi anni, anzi forse da più degli ultimi anni, è bassissimo, si capisce perfettamente come il mercato immobiliare, soprattutto quello residenziale, sia saturato, cioè effettivamente quanti possono ancora spingersi a comprare la casa, soprattutto nelle condizioni, diciamo, dell'economia attuale. L'altro fronte è quello dei capannoni, quindi del mercato immobiliare industriale, e anche lì la situazione è drammatica. Ci sono degli eccessi di fallimenti negli ultimi anni, adesso i numeri non li ricordo, ma ho visto da poco anche le statistiche, e anche questo a confronto con
le enormi quantitativi di capannoni che sono stati costruiti negli ultimi anni, insomma, ci mostrano una certa discrasia della situazione. Però ecco, io non sarei così pessimista in questa, cioè non vorrei dare una visione così pessimista come esce anche dal libro. Sono un po' critica anche nelle questioni del libro. È vero che c'è una bolla immobiliare anche in Italia, però forse anche per indole ottimistica non mi sento di paragonare la nostra situazione a quella di paesi come la Spagna, l'Irlanda o gli Stati Uniti, per una questione anche di indole, di tradizione dell'italiano, che ha sempre avuto un certo cuscinetto anche del proprio risparmio, no? Quindi forse ci siamo anche accorti in tempo, la situazione è grave ma non gravissima rispetto, insomma, anche alle realtà degli altri paesi. Però teniamo presente che il settore delle costruzioni è effettivamente un settore che traina l'economia, e quindi è vero che è cambiata l'impostazione economica degli ultimi anni, è tutto vero e sono d'accordo, però non è che dobbiamo che ne so, uccidere questo malato grave e lavarcene le mani, cioè dobbiamo dare anche insomma, una speranza al settore delle costruzioni. Dobbiamo arginare queste perdite, e un modo per poterlo fare, io sono convinta, è quello non certo di costruire del nuovo, ma di lavorare appunto sulle manutenzioni, sul recupero di aree dismesse, quindi modificare un po' il settore delle costruzioni, come sempre è stato visto e come, insomma, è sempre stato rilanciato negli anni, e spingerlo verso proprio una profonda modifica strutturale del suo funzionamento, almeno nel breve periodo. Poi si sa, la programmazione economica ha bisogno di lungo periodo, non si può pensare che nel giro di pochi anni tutto si possa modificare repentinamente e sperare, insomma, che il comportamento delle imprese e degli stessi italiani si modifichi nel giro di una notte. Quindi ecco, il mio ottimismo, la mia speranza è proprio legata un po' a questa trasformazione del settore delle costruzioni. Non possiamo affondarlo oggi, perché comunque il settore immobiliare rappresenta il 20% del PIL. Può essere troppo? Sì, sono d'accordo, però incidere pesantemente su una fetta così importante del PIL ha delle ripercussioni poi su tutto l'indotto, che stiamo parlando di persone con famiglia che poi, insomma, si mantengono proprio anche lavorando in quel settore. Certo, bisognerebbe studiare un po' meglio le relazioni tra mercato monetario, se vogliamo chiamarlo così, e economia in generale. Tornando al discorso, per esempio, delle persone che sono state, essendo appunto questa nostra cultura che ci porta ad essere proprietari della nostra casa, questo comportamento è stato assecondato e incentivato anche da un sistema creditizio che ha spinto negli ultimi anni